Lei è l'autore della ricostruzione dei moti di Zuconnotto e della figura di Pascazau? Sì, insieme all'amico Gianfranco Conti abbiamo ricostruito la storia dei moti di Zuconnotto, cioè che cosa avvenne quel tragico 26 aprile di 150 anni fa, ripercorrendo i luoghi, i personaggi, i protagonisti e gli istigatori e i rivoltosi che presero parte alla sommossa e naturalmente con la ricostruzione della figura di Pascazau, ritrovando anche la casa sua natia e dove abitava fino alla morte, quella casa da cui 150 anni fa partì la scintilla che infiammò la città di Nuoro. Quali furono i luoghi dove avvennero i moti di Zuconnotto? I moti di Zuconnotto, che il 26 aprile del 1868 avvennero nel vecchio Palazzo Martoni di Via Chironi, allora sede del comune di Nuoro, ebbero un preludio 2 giorni prima, il 24 aprile, proprio qui davanti a quella che allora era la sottoprefettura. Qui infatti un folto gruppo di donne nuresi ebbe un burrascoso incontro con il sottoprefetto Giovanni Pes di San Vittorio per tentare l'annullamento del provvedimento legislativo. Ma il sottoprefetto le liquidò con buone parole invitandole alla calma. Queste tuttavia minacciarono di ritornare con gli uomini la domenica successiva, come poi fecero in effetti. Ci furono altri luoghi legati alla sommossa? C'è da aggiungere che la notte fra il 21 e il 22 aprile del 1868, vale a dire 4 giorni prima dei moti di Zuconnotto, un gruppo di giovani massoni provenienti dalla loggia massonica qui vicino, che si trovava proprio dietro l'arco del seminario, guidati da Don Gavino Galisai e dal medico Giuseppe Cottone, inscenarono una manifestazione di protesta in questo punto contro il vescovo De Martis. C'era già aria di sommossa popolare, e i massoni al grido di morte al Papa, abbasso il vescovo, abbasso i paloti e vivano i massoni, con questo gesto volevano accusare il De Martis di essere un sobillatore del popolo verso la sommossa che è contro le istituzioni. Questo che vedete alle mie spalle è il Palazzo Martoni, che poco prima di mezzogiorno della domenica del 26 aprile del 1868 venne preso d'assalto dalla folla esasperata guidata da Pascazau al grido di "A Zuconnotto, torniamo a Zuconnotto". Sfondata la porta con la scure la porta centrale da una certa Tonia Armena, la folla guidata da Pascazau prese d'assalto il palazzo mettendolo a soqquadro, disarmando la Guardia Nazionale e bruciando tutti i registri con lo scopo di distruggere la documentazione relativa ai piani di lottizzazione dei terreni comunali.
Allora, questa che vedete alle mie spalle, questa qui, è la casa di Pascazzao, la donna che mise in moto la questione, la rivoluzione del Zucconnotto. Da qui il 26 aprile del 1868 partì la scintilla che poi provocò la grande sommossa che assalì il palazzo comunale, detto Palazzo Martini. Naturalmente la casa che vediamo adesso non è quella originaria, che all'incirca dovrebbe essere di questa forma qui. Questa è una foto del 1960, quindi la casa era molto più vecchia. Comunque in origine la casa di Pascazzao era qui. E da qui, quel giorno che partì la scintilla, che poi provocò questi moti qui, venne un grande subbuglio su tutta Nuoro.